Vai, copertina del 22 di giugno 2022. In questo numero vi porterò nel fiordo di Sant'Antioco che si chiama Cala Lunga. Poi vi porterò in gita in canoa e poi vi racconterò anche una storiella divertente. Benissimo! Benissimo! Evviva! Non perdetevi questo episodio di Orieto Channel a Sant'Antioco in canoa. Tutto in canoa. Rema. Si fa tutto in canoa. Rema. Quando comincia questa cosa? Subito? Subito, dai. Comincia subito. Subito. Non perdetevi questo episodio. Forza. Brava. Seria, questo è un numero serio. Fine della copertina, anteprima, fine della... Fermi tutti! Volevo aggiungere che canterò una canzoncina un po' retro e poi prenderò il sole in topless. Sì, vabbè, poi va, come cantante te la raccomando. Le storielle invece non le sai proprio raccontare, guarda. Guarda, io non mi preoccupo. Basta, Mi sta piaccio per cominciare, così. sta per cominciare. Buongiorno, ma la ritroviamo in ogni luogo. Buongiorno, Orieto Channel in giro per la Sardegna da 22 giorni. 22 giorni. E 22. il tuo camper, eccolo qua. Eccolo qua. Il tuo piccolo camper ti ha portato in giro per tutta la Sardegna, è partita da Olbia, dai, racconta, hai fatto... Sì, da Olbia ho fatto tutta la zona est della Sardegna e adesso siamo al sud e adesso a Sant'Antioco in questo momento. Come si chiama questa località? Questa Si località chiama? è un po' selvaggia. Il selvaggio ovest. Oh sì, è l'ovest, ormai siamo all'ovest, e è la Cala Lunga. Che è particolare, Sì, è perché particolare perché è un fiordo praticamente. ci porti a vederlo? Ah, certo, ma anche una bella gita in canoa. Allora, Ecco, e allora andiamo? via. Scusi, ha dimenticato una cosa importante. Giusto una robina che le serve, guardi. Grazie. Buon viaggio! Me ne bastava uno. Prendere il sole in topless non fa tanto bene, sai? No? No, No? ti viene una malattia. Ah sì? Sì, Alle tette? sì. E dopo? Ci vuole l'antitetanica. Ha voluto dirlo per forza, ha voluto, io ho detto no, non la dire, no, per forza, un'antitetanica sulle tette. Sì. Se vi siete iscritti peggio per voi. Dice, e mai che se vuole non si è mai massa. Brava, è come in tandem che quello davanti pedala e quello dietro Si riposa. fa finta di niente. Mamma mia, che allagamento. Mi porto l'ombrello un'altra volta. La grotta dell'orco. Non si può entrare, c'è uno scoglio in mezzo, altrimenti... Vai Orietta, forza! Un dos. Mamma la roccia, gira la roccia e scoglio, sta attenta, che te... Onde si infrangono. Speriamo di non infrangerci. Guarda ancora delle grotte qua. Dai, avvicinati, su, forza. Vicino. Avvicinati. Invece questo è un posto selvaggio. Il west della Fa Sardegna. per me questo. Perché sei una... Selvaggia. Fai la selvaggia!
Momento Zelig di Orietta Channel. Ci racconti una storiella qui sul canotto, sulla canoa? Sta pensando, Aspetta, sta pensando che non si ricorda, me l'ha raccontata 5 minuti fa. Non è vero, dai. Sta pensando, guarda le rotelline Allora, che girano. Allora, voce alta, forza! c'è un tipo che va dal medico. Divertente questa, divertente, divertente. Sì, va dal medico e inizia a raccontare al medico che praticamente un giorno torna a casa dal lavoro e trova la moglie con l'idraulico e dice al medico, racconta questa cosa qua, che la sua moglie gli dice sempre: vai al bar a bere un No, caffè. ma dai, sta già cominciando male. Dottore, vado a casa, ho trovato mia moglie a letto con l'idraulico. Ah, perbacco fa il medico. E allora? Ti pareva? E allora ha detto: è successo anche il giorno dopo. Ma no, e anche l'altro ma ancora. no, Mi ma manda non è sempre al bar a bere il così. caffè. No, Orietta, no. Ma succede una volta, succede due, Ma succede no, tre. no, il giorno dopo torno a casa, no, non apro la farmi porta dire. piano piano Ma e non trovo mi mia piace moglie dire le a barzellette letto con così. l'elettricista. Non mi piace dire le barzellette così. Vai avanti, sta ferma, sta quieta, appuito, ci andiamo bene qua, sta bella crisi. Vabbè, bagnino, qua giro, ma mi schizzi tutto, è il momento Zelig, la storiella, ma insomma, stai in sé. Allora, no, è la tua, questo è il tuo Se canale. non mi lasci raccontare, ma Sì, le ma la barzellette a modo mio. Ma a modo tuo è sbagliata. No, non è sbagliata. Allora la moglie si alza, guarda dal letto e dice: vai Gigi, va a torta un caffè, corri, vai a. Sì. Che cosa fare? E io vado al bar a bere il caffè. Vabbè, finisci la tua adesso, Allora, dai. il medico gli dice: ma perché vieni a raccontarmi queste cose? Perché non è che tutti questi caffè mi fanno male. Ah! Ma bastava che mi lasciassi raccontare la barzelletta a Ma modo no, mio. ma la Sai stavi che non mi piace raccontando dire le stesse cose l'inizio, 3 il volte. finale, ci vuole il pezzo in mezzo anche, se non lo dici non si può. Orietta Channel, momento di ordinaria Ma follia. guarda che non posso dire le stesse cose 3 volte, sai? A me non fa parte del Stiamo mio DNA. andando contro gli scogli, vedi? Ecco, c'è quella signorina lì sullo scoglio. Sai che malattia ti viene sugli scogli? La scogliosi. Signorina, sei iscritta a Orietta Channel? No. Aspetta che Brava, devo fare. va bene, non si iscrivi. Rema. Perché stai tutta storta così, nascosta dietro al seggiolino? Perché sono in topless. Non Devo prendere il sole integrale. Allora Orietta, vediamo se sei ferrata nell'arte marinaresca. Dov'è la prua? La prua Sì? è dove sei tu? Cioè davanti o dietro la barca? Davanti, E la poppa dov'è? dietro, Ce la mostri la poppa? la poppa. Quante poppe hai? Dov'è? Mostraci la poppa per piacere. Orietta Channel! Le donne hanno la poppa davanti, pensa un po', al contrario delle barche che ce l'hanno dietro. Guarda, hai visto mo? Orietta si esibirà ora in una canzone a tema. Vai Orietta, vai! Senza vergogna, senza paura. Allora, volevo cantare una canzone vecchissima. Cambiate canale, veneta, cambiate canale, del- siete di ancora Venezia. in tempo, cambiate canale. È divertente. La biondina in gondoletta l'altra sera gomena, dal piacer la poveretta la sa in botta indormessa. La dormiva sul mio fianco, io intanto la carezzavo col messaggio, non mi ricordo più. Non si può. La dormiva Io do un consiglio. sul mio fianco,
intanto la sveggiava, Poi, ma la barca che ninava. la memoria! La super- Potevi provarla prima. Ma da provarla prima, no? Tarara, tarara. Così è. Allora io direi una cosa, vista l'esibizione impressionante, io vorrei che nei commenti i tuoi followers ti indicassero qualche medicinale adatto per prevenire questo stato di alterazione mentale. Sì, c'è un bacino anche. Ecco, allora nei commenti, per piacere, nei commenti indicate il nome di un farmaco adatto alla... Orietta, allora, di solito sempre video così divertenti e sbarazzini, oggi facciamo una cosa seria, facciamo finta che non ci conosciamo, non ti conosco e ti intervisto, va bene? Va bene. Allora, Orietta, ci dica, ma come mai sempre questi video così divertenti su Orietta Channel? Qual è lo scopo? Lo scopo è divertirsi, come vedi, no? E io mi diverto tantissimo, è diventato uno stile di vita per me andare in giro, a visitare posti che mi piacciono, che mi ispirano. Perché diciamo che Orietta a casa non ce l'ha più ormai praticamente, gliel'hanno venduta. È in giro buona parte dell'anno. Possiamo dire Orietta che lei è una viaggiatrice di lungo corso. Sì, ecco. Ma nella mia vita non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, no? Soprattutto ti piace viaggiare in... Beh, in camper, ho dei punti dove non si può andare col camper, però essendo che il mio è 5,40 ci sta dappertutto. Ecco, quindi la morale è che è meglio averlo piccolo piuttosto che grande. Ecco, Donne all'ascolto, Orietta Channel è una grande rivelazione, è meglio piccolo che troppo grande che intriga, non so dove metterlo. Benissimo. Seria, questa è un'intervista seria. eravamo partiti bene. Bene, e già stai sbarellando. Niente da fare, no? Ma sei Ecco, tu, vedi? Poi oggi è... È una giornata speciale oggi. Come mai? Hai compiuto 40 anni. No, perché ho raggiunto i 2000 follower. Wow, Ferragni non sei nessuno. Viva! 2000! Se incapiamo ciò con la barca moia Anche che... di più, Anche di più, sì. Allora, ringrazia tutti i tuoi... Sì, volevo ringraziare infatti tutti quanti perché non avrei mai immaginato di fare un'esperienza del genere. Fai il tuo saluto? Grazie Saluto? a tutti. Di Ciao. nada. Devo scrivermi anch'io? Se vuoi. Vabbè. Terra, terra, terra! Alla spiaggia che c'è anche un baretto, un demo e fiore di spris, ma prende acqua, te magari porta in mezzo acqua e sarà giunta. Esprissetto, prosecchino. Sbarca. È una parola sbarcare, Dai, sai. scendi! Qualcuno aiuti questa povera donna, sti anziani. Guarda che ti mando al largo, Visto che belli scogli rosa ci sono qua e creano si sgretolano e diventano sabbia rosa, sai? Rosa. Bene, finita l'avventura. E adesso la canoa chi la sgonfia? L'altra volta l'ho sgonfiata io, stavolta te la sgonfi tu e passi anche la spugna per togliere il sale. Ci sono anche i remi da mettere via, Beh, per fortuna serve a qualcosa, dai. No, lo fai tu. Comunque ci vediamo alla prossima. Ci vediamo, Ciao. se ti guardano, non è mica detto, Mi guardano, dai. Tu credi?